Va ora in onda la rassegna stampa. Non scherzare, Sammy Varin, non scherzare che anche se ieri qui a Milano non è che abbia piovuto, ma in altre zone della Lombardia e non soltanto avete visto ogni volta che piove ci sono i disastri. Noi quello che possiamo fare è chiaramente distribuirvi un ombrellino, solo quello possiamo darvi. L'ombrellino di Radio Libertà. Oh, ufficiale, proprio scritto bene, mica col pennarello. Roba. Vabbè che abbiamo le pezze al culo, ma fin qui l'ombrellino di Radio Libertà sarà in distribuzione questa domenica, 14 settembre, allo Spiedo Padano di Rovato, in provincia di Brescia. Siamo a pranzo lì a Rovato. Ci sarà Radio Libertà, ci sarà il sottoscritto Sammy Varin, ci saranno i nostri gadget in anteprima rispetto alla Pontida del 21 settembre. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi non riesce a venire a Pontida o vuole comunque il gadget introvabile, ne abbiamo preparati veramente da collezione. Beh, se venite questa domenica 14 settembre al pranzo di Rovato Brescia, siete sicuri di trovarlo. Perché? Perché poi a Pontida il 21 di settembre i primi che arrivano se li cuccano. Cavolo, questi ombrellini ne abbiamo pochi, forse 10, 20, che roba, te l'ho detto, da collezione. Ma se preferite, signori, i portachiavi in legnetto bruciacchiato. Guarda come se lo guarda Simone 2. Buongiorno ai nostri registi, Simone 1, Simone 2, sempre presenti giorno e notte. Sono arrivato questa mattina, dormivano qua, cioè questo è attaccamento al lavoro, non chiedono fattura, non chiedono nulla, l'importante è esserci, perché questi sono momenti storici, è una battaglia che stiamo facendo tutti insieme. E qui, ok, sto sparando cazzate, va bene. Dicevo, questi portachiavi in legnetto bruciacchiato, e prossimamente, chiaramente, oltre all'effigie di Sammy Varin, ci sarà anche l'effigie del barbuto Simone 1 o del senza peli Simone 2. Beh, il bello di essere insieme, di essere una squadra, è che quando ci venite a trovare agli eventi vi portate a casa un pezzetto di noi, E siccome non possiamo darvi un pelo, perché insomma ne avremmo tanti comunque da dare, perché se ne trovano molti in giro, beh, vi diamo un portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà. Questa è roba di pura collezione, ve lo dico subito. Oggi forse ci viene a trovare il Marco Grimoldi, responsabile dei gadget, ci dirà quanti ne abbiamo di questi soggetti. Forse 20, 40, 50, non di più. In Pontida in quanti saremo il 21 di settembre a Pontida? L'hai fatta la vannacizzazione? Sì, che non sei un Novax, vannacizzazione, perché i vannacizzati praticamente avranno la precedenza. Anche oggi cazzate pazzesche sui giornali su una vannacizzazione, poi ci divertiamo, però cioè Pontida saranno 60, 70, 80 mila quelli che vengono il 21 settembre a Pontida. È chiaro che se venite al gazebo di Radio Libertà nelle prime ore trovate qualcosa, poi dopo non troverete più nulla, troverete me esausto. Eccolo qua, l'orologio pressofuso di Radio Libertà, è una bottiglia di vetro vera, con inserito l'orologio, lo stemma di Radio Libertà, bellissima da appendere in cucina o in taverna. Ragazzi, io prevedo, Mago Varin, prevedo che questo andrà a ruba. Ne abbiamo forse una ventina di esemplari, grazie a un artigiano che ce li ha prodotti simpaticamente a prezzo zero, ragazzi. Questo vuol dire voler aiutare veramente la nostra radio. Grazie a tutti voi che ci date una mano, anche attraverso un contributo volontario, che è quello poi che vi chiederemo a Pontida per darvi questi oggetti, sul sito radiolibertà.net o attraverso il conto corrente postale 3767
1294, ve lo ripeto, il conto corrente postale, si sto mostrando le mutande in questo momento, non le mie ma quelle che distribuiamo a Pontida, mutande da uomo, da donna, ma non solo, chiaramente pansessuale, eterosessuale, come vi pare, mutandine bellissime con scritto libertà sul culo, roba introvabile. Conto corrente postale 37671294, per gli anziani che magari sono abituati ad andare almeno una volta alla settimana in posta, salutare gli amici marocchini in coda e pagare qualche bolletta. Scrivete il numero del conto corrente postale 37671294. Perché quando dico marocchino mi guardi? Ti sei sentito chiamato? No, perché abbiamo un regista babbone, che babbone è la babba che cresce sempre di più, però è un bell'uomo, ragazzi, è da sposare, mentre quell'altro appunto è glabro e senza peli, e questo qua è peloso. Va bene, un paio di mutandine con scritto libertà, te le sei meritate. Buongiorno, buongiorno da Sammy Varin, buongiorno. Qualcuno direbbe, ma che cosa sta andando in onda? Siete in diretta? Assolutamente no. Sono le 18:42 del pomeriggio, ti sembro in diretta? Assolutamente. Provate a chiamare, se chiamate adesso 0292947222 non vi risponde nessuno. Sì, perché non rispondono, no, chiamate che ci siamo, 7:35, ma siamo in replica anche la sera, per quello che uno non capisce niente, dice ma c'è qualcuno, non c'è nessuno. Scrivetemi un WhatsApp al 340 6709 659, vedete che ci sono. Siccome ero un po' in anticipo, no? Allora ho chiacchierato un attimo. Adesso sono un po' troppo in ritardo. E quindi che faccio? Vi do il buongiorno da Sammy Varin. Questa è Radio Libertà, è l'11 di settembre, una data poco emozionante per qualcuno sta ancora festeggiando, e noi cosa festeggiamo? L'inizio della guerra mondiale, se tutto va male. Non scherzare, Sammy Varin, però sono molti che soffiano su questa cosa della guerra mondiale. Dove andiamo? Partiamo subito col secolo d'Italia. Questa mattina voglio stupirvi e di solito aiutavo voi problematici comunisti, e adesso questa volta il secolo d'Italia aiutiamo l'altra parte che d'altronde effettivamente non è tanto ottimista. Scrive in apertura il secolo: alta tensione. Droni russi in Polonia, attivate le difese NATO, Meloni da Mosca, inaccettabile violazione. Subito sotto in primo piano le proteste in Francia, a Parigi in 400 invadono la Gare de Lyon, Francia nella morsa dei manifestanti anti-Macron, mentre il premier francese incaricato Le Cornu si trova all'Hotel Matignon per il passaggio di poteri con François Bayrou, sfiduciato lunedì dal Parlamento francese. Il movimento nato sui social Blocchiamo Tutto, si chiama così, Bloquons Tout, sulle orme dei gilet gialli, minaccia di paralizzare il paese già sfiancato dall'ennesima crisi di governo. Noi guardiamo la Francia e diciamo oh, come ci dispiace, ma attenzione, sapete bene che quello che succede in Francia prima o poi succede anche da noi. La scossa di Piantedosi alla sinistra. Cosa ha detto ieri Piantedosi? Il taser è fondamentale, il taser, te capì? Negli ultimi anni il concreto utilizzo del taser si è rivelato sempre più fondamentale per salvaguardare l'efficacia operativa delle forze di polizia in scenari critici e rendere inoffensivi soggetti pericolosi per il tempo necessario a procedere al loro arresto. Così il ministro dell'Interno Piantedosi rispondendo al question time alla Camera. E fa niente se ogni tanto ne muore qualcuno, non scherziamo sulla morte assolutamente, può capitare, non lo ha detto certamente Piantedosi questo, però è vero che ogni tanto d'altronde quanti ne sono morti per il vaccino? Cosa volete che sia? Non scherzare, Sammy Varin, perché arriva Frocia Italia. Allora ieri ve l'ho risparmiata questa notizia del Frocia Italia, perché lo sapete, poi dite che io sono omofobo e ce l'ho con i gay, con quelli che si guardano giù e che non sanno che cosa hanno in mezzo alle gambe, dicono boh, chi lo sa, con quelli che nasce il bambino, mettiamo un fiocco di un colore a caso, deciderà lui se maschio o femmina. Ho voluto star zitto.
guarda che non capita spesso che Sammy Varin taccia, però adesso lo scrivono ancora su tutti i giornali. Ieri c'era solo su un giornale, oggi lo scrive anche il Secolo d'Italia. Festa dell'unità o della volgarità? C'è Bersani, che lo sapete, quello che ha parlato e dopo di lui hanno tirato fuori il macete, che ride di Frocia Italia. Hanno inventato questa maglietta con scritto Frocia Italia, un selfie con il gay e con quella maglietta che riprende il simbolo di Forza Italia, trasformato in Frocia Italia. Sorride Pierluigi Bersani, che alla festa dell'unità di Vimercate era la star della serata e si è prestato, come dimostrano le foto, a ogni tipo di volgarità omofoba, tra l'altro. Quella maglietta è frutto di un'idea, per quelli del PD un'idea divertente. E qui chiaramente me lo dovete dire, cari amici gay, ma allora possiamo dirlo, Frocio? Lo possiamo dire? Perché me l'avete rimproverato molte volte che non si dicono queste cose, ve lo dite solo tra di voi, È come, che ne so, la parola terroni, tra di voi meridionali ve la dite volentieri, no? Ma se io dico a voi, dai terrone, dammi una mano, e mi guardate come vedete. Che cacchio! Allora ricominciamo a dire queste parole, possiamo sdoganarle per favore? E poi a noi ci dite polentoni, e a noi che non siamo froci ci dite, cosa ci dite? Qualcos'altro, un epiteto, perché siamo eterosessuali? Ma va bene, dai, è una classificazione un po' fuori dalle righe. Oh porco d'un cane, vediamo cosa dicono oggi i giornali e vedrete. Buongiorno, stanno già arrivando i whatsappini, salve, 34067090659, mi stavo scrivendo tutti gay, ma 34067090659, che strano ascolto che abbiamo questa mattina, dai, bene, no, ma sono contentissimo, quando sono le comunità c'è gay. Che sito è questo? Quello ho capito, sì, anche questi mi ascoltavano tempo fa, mi volevano anche querelare, poi non l'hanno fatto, sono dimenticati, non è che adesso me lo devo ricordare, no, bene, mi tuffo, stavo guardando sui giornali sardi se si parlava ancora della simpatica scelta di distruggere i pannelli solari. Eccolo qua, sulla Nuova Sardegna oggi è in centropagina. A parte lo scontro alla Camera sugli israeliani in vacanza, che è una notizia che fa ridere se non fa piangere, il ministro ha detto sono operatori culturali da difendere, 5 Stelle dice sono presunti criminali. Praticamente qual è il caso? Il caso dei turisti israeliani in vacanza a Santa Teresa è finito in Parlamento. Dopo la presa di posizione netta della governatrice Todde, il ministro Piantedosi ha risposto all'interrogazione presentata dai 5 Stelle. Per il Viminale sono operatori culturali che vanno difesi, per i 5 Stelle sono sospetti criminali di guerra, fanno parte di un esercito che ha ucciso oltre 60.000 palestinesi, 18.000 bambini. Qual è il succo della situazione? Che praticamente questi soldati sono venuti a passare un periodo di riposo in Sardegna ma anche nelle Marche, e questo chiaramente non va bene. Il passo successivo è invitare anche qualche terrorista di Hamas, a patto che non faccia casino, ma invitiamolo. Questa è l'apertura della Nuova Sardegna, mentre io cercavo i pannelli solari distrutti. Ne hanno distrutti 5.000 l'altro giorno in provincia di Sassari. Un attentato contro l'intera comunità, si scrive oggi sulla Nuova Sardegna. Alta tensione a Vidalba dopo l'atto intimidatorio contro l'impianto fotovoltaico. La verità è che tutti questi pannelli, ma anche le pale che girano, quanto girano le palle, ci piacciono sempre di meno. E ai sardi, che hanno uno splendido territorio, ma glieli vogliono mettere anche in mezzo al mare, ancora meno. Poi ci sono quelli che fanno le cazzate, certamente. Domani venerdì alle 11:30 intervisterò un gruppo che canta, sardo, che nella loro musica, nel loro ultimo pezzo,
parla proprio di queste cose. Hanno cantato una canzone che dice andatevene, non vi vogliamo. E chi mi ascolta dalla Sardegna e che capisce bene che per i sardi noi siamo invasori e lo Stato è invasore. E ci sono stati dei gesti molto importanti, anche molto gravi in Sardegna in passato per ribellarsi all'invasore italiano continentale. Bene, domani alle 11:30 un gruppo sardo, e parleremo sicuramente anche di questi attentati sbagliati certamente, ma che lasciano un segnale importante. Non sopportiamo più che interi campi coltivati diventino campi di pannelli fotovoltaici. Ci tuffiamo sui quotidiani, quelli importanti. Oh signor, guarda cosa mi si è aperto. Carlo Cottarelli che canterà a Sanremo. Non scherziamo, no, è sul palco dell'Ariston Manon a Sanremo. Però tra poco lo vediamo. Cottarelli! Ci sta, un esperto come lui che prende in mano la chitarra. Secondo me potrebbe essere la moda del futuro, che il politico te la canta e te la suona. Visto che così ci annoiano veramente tanto, tranne uno chiaramente, quello che sta vannaccizzando tutta l'Italia, il generale Vannacci, facciamogli cantare una canzone, chissà mai. Zitto, sono già le 7:45, mamma come siamo in ritardo, e io vado sul giornale che la mette in prima pagina chiara e limpida. Guarda qua il quotidiano Il Giornale, 20 di guerra mondiale. Way! Tutti quanti a fare un bellissimo gesto, lo sapete quale? Volete fare le corna? Volete fare autoerotismo? Volete semplicemente toccare ferro? Tocca! Putin minaccia l'Europa. 20 di guerra mondiale, titola oggi il quotidiano Il Giornale. Missili russi sulla Polonia. Varsavia chiede aiuto alla NATO. Il Colle, come nel 1914. Ragazzi, a proposito di portare sfiga, insomma. Vabbè. Von der Leyen, muro di droni a est, sanzioni contro Israele. Anche questo un gesto, ragazzi. Poi vi leggo la risposta di Israele. Ma anche un'altra notizia che stranamente viene ripresa da tutti i giornali di destra o di sinistra. Stati Uniti, ucciso Kirk, non il famoso comandante Kirk, ma un altrettanto molto più famoso da quelle parti, attivista di destra. Trump lo ammiravo. L'editoriale di Alessandro Sallusti che fa un pastone di tutte queste notizie, ve ne leggo qualche riga, ma bisogna leggerlo tutto, ragazzi miei. Oggi il giornale è assolutamente importante, anche perché il Giù la maschera di Luigi Mascheroni si intitola Froci e contenti. E vuoi che non te lo leggo anche questo? Tra poco arriva. Qualche riga di Alessandro Sallusti, direttore del giornale. L'analisi più semplice, efficace e al tempo stesso drammatica l'ha fatta Sergio Mattarella, uomo noto per la sua moderazione nell'uso delle parole. Stiamo andando verso il baratro, come nel 1914, riferendosi allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Altri invece ricordano il settembre del 39, quando la contesa per il controllo di Danzica diede inizio all'invasione di Hitler della Polonia e alla Seconda Guerra Mondiale. Il fatto che ieri, per la prima volta dallo scoppio della guerra in Ucraina, Putin abbia mandato droni e missili nei cieli della Polonia, in effetti configura un atto di guerra non solo contro la Polonia stessa, ma contro l'Europa e la NATO, i cui paesi membri sono tenuti a intervenire nel caso uno di loro venga attaccato. Qui mi fermo, ma assolutamente da leggere Alessandro Sallusti oggi sul quotidiano Il Giornale. È chiaro, articolo 4 e articolo 5. Se viene toccato un paese dell'Europa, articolo 4, ci riuniamo per capire cosa fare. Articolo 5, si fa qualcosa, ma non si è obbligati tutti quanti per forza ad andare in guerra, a sparare pum pum. Ci sono vari modi di intervenire, e meno male. Siamo sul quotidiano Il Giornale, certamente. Una segnalazione in prima pagina: blocchiamo tutto il paese, la Francia è nel caos. Ma più in basso
La polemicuzza simpatica, perché questa è una rassegna stampa molto simpatica che cerca di sdrammatizzare qualunque problema, e non capite la fatica che faccio, ragazzi. Chiederò un aumento di stipendio, come no, di sicuro. Giù la maschera, froci e contenti Luigi Mascheroni, e che insomma mette il puntino sulle i su sta maglietta con scritto Frocia Italia, Frocia Italia, che sta girando tra le feste del PD. Finalmente anche la sinistra bacchettona inizia a sfondare, e scusate il verbo, il muro del politicamente corretto e del linguaggio inclusivo. Non vedavamo l'ora, e infatti abbiamo accolto con entusiasmo l'iniziativa di un gruppo di sostenitori del Brianza Pride, che l'altra sera alla festa dell'unità di Vimercate ha sfoggiato una maglietta che riprende il simbolo di Forza Italia trasformato in Frocia Italia. E Frocia Italia, cantate anche voi a casa, e Frocia Italia, no, basta che non mi fate e Frocia Lega, va bene, cantate pure, cantate. Sui social gira anche un selfie che è un bijou di una donna barbuta in t-shirt frocesca accanto a Bersani, uno che del resto ha sempre detto meglio un passerotto in mano del tacchino sul tetto. Bene così, riappropriamoci della satira e della libertà di parola. Froci o non froci, altro che inaccettabile insulto come si sono lamentati dentro Forza Italia. Frocio è parola bellissima, e così, sdoganata da sinistra, adesso possiamo usarla anche a destra. Alleanza Froci e Sinistra, più froci in Europa. Italia viva i froci, Verdi e Busoni, Movimento 5 Recchie, Falcetarello, Partito Sardo Cagosu, Manifesto di Ventopene. Cosa c'entra? Ma niente, così. Domanda: meglio la destra frocia o la sinistra woke? E poi restano i paradossi. Siamo qui con un nostro amico, l'onorevole Alessandro Zan, che è un po' in crisi perché adesso non sa se difendere gli attivisti gay che scherzano con la maglietta Frocia Italia o i militanti di Frocia Nuova che si fanno fotografare con quella con su scritto Pidirasti. Pidirasti, dai. Vabbè, si è sfogato Luigi Mascheroni, ridiamo un po', qualunque sia il vostro gusto sessuale, ma ci mancherebbe, non ce l'abbiamo con nessuno, c'è libertà, l'importante è non rompere i coglioni. Pagina 9, siamo sul quotidiano Il Giornale, il governo massima tutela alla flotilla, non ve l'aspettavate? La flotilla ritorna in pagina, perché? Perché gli hanno tirato i droni più di una volta. Qualcuno dice che non erano stati proprio droni cattivi, perché ci sono i droni buoni e i droni cattivi, così come i droni che sono arrivati in Polonia. E c'è qualcuno, non sui giornali oggi, ma sono i gomblottisti, che mi invia notizie dicendo che non erano mica droni russi, che d'altronde, scusa, no, io do spazio ai gomblottisti, io gli do spazio. D'altronde anche in passato altri attentati a gasdotti eccetera, poi si è scoperto insomma che l'aveva fatto qualcun altro. Vabbè, pagina 9, il governo garantisce massima tutela alla flotilla. Ciriani dice assistenza diplomatica attiva. Greta e Salute denunciano colpiti di nuovo, mentre, come vi dicevo, Piantedosi ieri al Question Time, soldati IDF in Italia, noi proteggiamo i cittadini israeliani. Non si fermano le polemiche dell'opposizione sui soldati israeliani che hanno trascorso un periodo di ferie nelle Marche e in Sardegna, tutelati dalla Digos. Laura Boldrini è stata una delle prime a sollevare il caso, annunciare la presentazione di un'interrogazione parlamentare in merito, interrogazione che poi è stata presentata dal 5 Stelle al ministro dell'Interno Piantedosi. Il titolare del Viminale nel corso di questo stand ieri ha spiegato che i soldati israeliani sono stati protetti a causa del crescente numero di azioni di intolleranza antisemita, proprio perché le forze dell'ordine svolgono servizi di prevenzione sia nei confronti delle comunità ebraiche residenti che di gruppi occasionali
occasionalmente presenti sul territorio nazionale. Tali servizi vengono abitualmente decisi e svolti a livello territoriale ogni qualvolta vi sia notizia di presenza di comitive culturali, turistiche o gruppi sportivi che possono essere considerati esposti ad atti di intolleranza. Mi fermo, ragazzi, però avete capito la polemica in un bicchiere d'acqua. Chiaro che il fatto che non se ne è parlato prima, lo hanno scoperto dopo, e cosa dovevamo pubblicizzare? Soldati israeliani in vacanza in Italia. Giro pagina, sono sul quotidiano Il Giornale, blocchiamo tutto, il paese nel caos, proteste e centinaia di cortei, oltre 470 arresti a Parigi, duri scontri intorno alla Gare du Nord. La protesta del movimento Blue Contour a Parigi, un gruppo di ferrovieri, la polizia cerca di contenere i manifestanti, non è successo niente di grave, ma la situazione è soltanto all'inizio e staremo a vedere cosa succederà chiaramente nel governo francese. Come vi dicevo prima, quello che succede in Francia è purtroppo prima o poi arriva anche da queste parti. Il maltempo, scherzavo prima sull'ombrellino, ma qui in Lombardia abbiamo rischiato, Il Giornale ne parla a pagina 15, il treno salvato dal baratro, tragedia sfiorata nelle Chiese, all'Elba 200 persone isolate, emergenza in Veneto, la pioggia aveva scavato sotto la massicciata della ferrovia, i vigili del fuoco hanno fermato i vagoni in tempo, sull'isola più danni del nubifragio di febbraio scorso. E chiaramente, ragazzi, dobbiamo mettere in sicurezza queste zone, fare in modo che ogni volta che piove non salti fuori tutto quanto. Queste sono le emergenze del nostro paese. Dal quotidiano Il Giornale vi porto sul quotidiano Repubblica, perché anche qui è tutto chiaro per loro, l'attacco di Putin in Polonia. Ma in prima pagina su Repubblica, che non te l'aspetti, anche questa notizia che viene spiattellata in apertura di tutti i siti, ora ve li leggo. Stati Uniti, attentato al comizio, ucciso attivista trumpiano. Aveva appena pronunciato le parole contando la violenza delle gang quando è stato colpito. Era seduto sotto un gazebo, indossa una maglietta bianca con scritto Freedom, libertà, il nome della nostra radio, davanti agli studenti del campus della Utah Valley University a Orem, quando è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Charles Kirk, 31 anni, un attivista conservatore, star dei social, amato da Donald Trump. Questo è su Repubblica, ragazzi, la stranezza proprio qui che ne parlino tutti quanti. Normalmente quando è una persona divisiva non se ne parla. Il Corriere, il sito elettronico del Corriere lo mette addirittura in apertura. Morto Charlie Kirk, attivista USA di destra, il comizio in Ateneo, gli spari al collo, Trump, leggendario, un uomo arrestato e rilasciato. Anche Repubblica, Utah, nel sito elettronico, spari in un campus, ucciso l'attivista di destra Charlie Kirk, Trump, vero patriota, rilasciato presunto killer. E naturalmente fa pensare, questa cosa è una meditazione che dovete fare in maniera generale. Hanno ammazzato il trumpiano, il drone che sconfina in Polonia, e l'altro giorno si è sparato sul Qatar, ragazzi. Interessante trovare il fil rouge di tutte queste cose. Ditemi voi chiaramente dove vi porta questa meditazione. Potete scrivermi anche in questo momento al 340 67 09 659 340 67 09 659. Pensate davvero che ci sia qualcuno che ci sta spingendo verso una guerra mondiale? Su più fronti ci starebbe anche, ma sono tutte cose vere quelle che si stanno raccontando. C'è anche il drone sulla flotilla, il drone sulla flotilla, più droni sulla flotilla. Sono tutte vere queste cose? Punto di domanda. Chi ci guadagna?
a pompare queste cose. Siamo a pagina 14 del quotidiano Repubblica ed ecco qua, assassinato Kirk, l'influencer di Donald, era una leggenda. Massimo Basile da New York, c'è un paginone ragazzi, aveva appena pronunciato le parole contando la violenza delle gang quando è stato colpito, era seduto sotto un gazebo, indossa una maglietta bianca con scritto Freedom davanti agli studenti del campus della Utah Valley University a Orem, quando è stato raggiunto al collo da un colpo d'arma da fuoco. Charles Kirk, 31 anni, attivista conservatore, star dei social e amato dal presidente degli Stati Uniti, si è piegato all'indietro con un sussulto mentre un flotto di sangue ha cominciato a sgorgare tra le urla terrorizzate della gente. 2 ore dopo è stato dichiarato morto. Ad annunciarle la scomparsa è stato Trump con un post su Truth. Il grande, persino leggendario Charlie Kirk è morto. Nessuno ha capito o ha avuto il cuore dei giovani negli Stati Uniti d'America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da tutti. Kirk stava parlando a un evento pubblico del tour The America Comeback, richiamo al ritorno dell'età dell'oro dell'America evocata da Trump, di cui aveva distribuito agli studenti dell'Università dello Utah i cappellini rossi maga. Stava rispondendo a una domanda sulle stragi commesse da transgender quando è stato colpito. E qui naturalmente mi fermo, ma la storia chiaramente è lunga e va approfondita da parte vostra. Io vi devo mettere la curiosità, poi siete voi che dovete agire. Siamo su Repubblica, ci restiamo solo per un istante perché tra pochissimo arriva la pausa, è un'intera paginona con Francia nel caos, scontri, arresti, appello di Le Cornu, restiamo uniti, protesta il movimento Blocchiamo Tutto, solo a Parigi centinaia di fermi, passaggio di consegne tra Bayrou e il nuovo premier, con l'intervista alla direttrice editoriale dell'Istituto Montagne, le ridonne, nessuno vuole nuove elezioni, Macron lo sa bene. Movimento più politico dei Gilet Gialli, c'è una forte presenza di sinistra radicale, ma non rappresenta il paese. Mezza pagina per capire cosa c'è dietro questo movimento Bloquons Tout. E noi blocchiamo tutto davvero perché sono le 8 del mattino, ma buongiorno anche a chi ci segue in replica, sono le 7 di sera, a quest'ora arriva la musica indipendente. Come ogni mattina alle 8 quasi sempre c'è un pianista assolutamente sconosciuto a livello nazionale ma molto amato nel proprio territorio. Arriva tra pochi istanti, anzi ve lo lancio subito, il saluto di Sam Giacomozzi. Salve a tutti, sono Sam Giacomozzi, un pianista marchigiano, da tempo attivo sul fronte piano cover, colonne sonore, inediti. Ho delle scuole di musica e per me la musica è la massima possibilità di condivisione. Per questo motivo ringrazio Sammy Varin della possibilità e auguro a tutti voi, ascoltatori di Radio Libertà, un buon ascolto, buona musica a tutti.
Stupenda atmosfera, grazie al pianista marchigiano Sam Giacomozzi. Oscar per la migliore colonna sonora firmata da Bacalov. Il film Il Postino, e come non ricordare l'interpretazione del grandissimo Massimo Troisi. Sconosciuto, certo, pianista sconosciuto Sam Giacomozzi, ma molto attivo sui social, e scoprite sicuramente roba buona se lo andate a cercare ad esempio su YouTube. Sam Giacomozzi. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, siamo in rassegna stampa, un format, un modo di fare rassegna stampa assolutamente inedito nell'etere italiano. C'è a chi piace, c'è invece chi dice vergogna, una rassegna stampa così, non è una rassegna, è vero, non è una rassegna stampa, ma provate ad ascoltarmi e inviate il vostro messaggio per dare il vostro responso, non necessariamente sulla rassegna stampa, ma sulle notizie che vi leggo, al 340 6709 659. E che cos'è tutto sto frociame? Oh ragazzi, non sono parole mie, è una citazione, però vabbè, adesso tutti a fare i complimenti a Mascheroni sul giornale. Oh, ma quante storie, ragazzi, siete veramente vergognosi. C'è un messaggio audio, sentiamo cosa dice. Oh, non parlerà mica del frociame, eh? Buongiorno Semmi, sono Buongiorno. Albino, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Secondo me due cose velocissime. Allora, Zelensky magari è in difficoltà, chi lo sa? E chi non mi dice che sia lui che ha lanciato i droni e poi danno la colpa ai russi, in maniera tale che dicono poverino, hai visto i russi cosa hanno di nuovo e li fatto? hanno rivestiti. A questo punto allora mandiamogli i soldi, mandiamogli armi, mandiamogli tutte le cose che lui sta chiedendo. Questo è il primo discorso. Secondo, questi ragazzi, vabbè, costoro i quali vogliono mettere a ferro e fuoco la Francia e poi magari potrebbe dilagare in Italia, questi poveri disgraziati non hanno nessun concetto storico, perché le dittature nascono da situazioni come queste. Allora vadano a leggersi la storia e capiscano perché poi viene fuori l'uomo nero che poi dal palazzo li mette tutti in riga. Attenzione, solo che ormai va bene così, tanto va bene così come dicono Madama la Marchesa. Vi saluto, ciao. Grazie. No, non va bene, per fortuna comunque c'è qualcuno che alza la testa. Grandissimo Mascheroni, scrive Marco da Milano. Vi dovete comprare il quotidiano Il Giornale. C'è chi telefona, ma non dovete chiamare, dovete scrivere al 340 6709 659. Potete scrivere un messaggio WhatsApp, potete inviare anche un audio, come ha fatto il nostro ascoltatore. Per telefonare dopo le 9 si chiama il numero fisso 0292 94 7222. Esatto, Sammy, non sarebbe il caso di risolvere i problemi di dissesto geologico soprattutto a nord prima di fare il ponte della mafia, quello che collega il nulla con il niente? Caro mio, quel ponte è più importante di quanto tu possa immaginare, anche perché per farlo si utilizzano quasi tutte industrie del nord, e servirà a parecchio, e soprattutto sarà un messaggio importante che si dà a tutta l'Italia, che le cose prima o poi si fanno. Grazie, molto gentile, risponde questo, che voleva informazioni su Andrea Lombardi. Andrea Lombardi lo abbiamo intervistato l'altra settimana, quel blogger che fa il caffè amaro ogni giorno. Ancora i WhatsApp al 340 6709 659. Roberto, caso vuole che durante le discussioni sul riarmo dell'Europa arriva un presunto attacco russo. Qui prodest, qui prodest, punto di domanda. E ancora, anche Radio Giornale ha dato la notizia che Peskov ha detto che la Russia coi droni in Polonia non c'entra. Bisogna fare fuori la von der Leyen, i volenterosi, i ministri inglese, Zelensky, orca c'è da lavorare qua. Allora sì che saremo salvi. Sono 4 gatti che tengono in pugno milioni di persone, quindi von der Leyen, i volenterosi, i ministri inglesi e Zelensky. Se non saranno fatti fuori farà
faranno fuori noi. Chiaramente questo ascoltatore intendeva politicamente, dai. Quei termini sboccato li ho imparati vedendo anni fa i filmetti sporcaccioneschi della commedia italiana con linguaggio romanesco. Ora non si possono dire, caro Gian, dipende chi li dice, è questo. Non era un suo follower, ma Charlie Kirk è un martire della democrazia. Cristiano conservatore, il suo format era sedersi a una sedia con un microfono in mano, di fronte a lui un altro microfono sempre aperto dove chiunque poteva contestarlo. Lui rispondeva sempre argomentando con educazione. Essi odiano, essi uccidono, non hanno argomenti, che Dio lo abbia in gloria, ci scrive Stefano. Ancora WhatsApp, ne arrivano una marea al 3406709 c'è anche un audio sul cursore, sentiamo che cosa dice questo. Sono Walter. Ciao Walter. Un messaggio sonoro. La prima è, ma chissà che ci sia un nuovo Robespierre in Francia. Nel frattempo ho comprato le azioni di una ditta che costruisce ghigliottine. La seconda è questa, dissesto idrogeologico. Mi ricordo benissimo che a Ischia sono cadute delle case costruite abusivamente in luoghi pericolosi. Vorrei sapere che qualcuno faccia un'indagine per vedere se qualcuno ha rimborsato queste persone che avevano costruito abusivamente, quindi senza poi alla fine pagare nulla, tassa di urbanizzazione, bla 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 bla. Se qualcuno li ha rimborsati, perché in Italia succede questo. Escono i fiumi perché costruiscono nel piano proprio all'interno del fiume, poi arriva, la portano via e qualcuno li ricostruisce, qualcuno ha la mia faccia, la tua faccia, la faccia degli amici ascoltatori nostri. Ciao Sam. Siete terribili, ma vi amo, li amiamo. Sono le 8:10, certo, tra poco ritorniamo ai vostri WhatsApp. Prima però, ragazzi miei, quante notizie da leggere. Oh, sono su Repubblica, pericolosamente ci rimango, mi piace soffrire. No, per segnalarvi una cosa, che oggi di politica italiana si parla su Repubblica, ma si parla solo male del centrodestra. Cioè, ma neanche mezza riga per il centro, la sinistra non esiste su Repubblica, e questa è una notizia, ragazzi miei. Esempio, pagina 16, regionali e autonomia, la maggioranza in stallo, Salvini che dice fare in fretta. Dal vertice dei leader di governo non esce la fumata bianca, Meloni e Tajani stoppano il leghista, per i nomi serve tempo. Sappiamo benissimo che alla fine ci bisogna spartirsi l'Italia come è normale, e quindi una regione andrà alla Lega, presumibilmente il Veneto, e si sa già che arriva Stefani, assolutamente sì. Un'altra regione se la prenderà la Lombardia, e presumibilmente non si sa mica cosa. Bisogna fare chiaramente un po' per uno, non fa male a nessuno, no? Filini di Fratelli d'Italia infatti lo dice: troveremo presto la quadra, election day in Puglia, Campania e Veneto. Il responsabile programma di Fratelli d'Italia dice: il dopo Zaia vediamo se tocca alla Lega, vediamo, e lavoriamo alla legge elettorale, sentiremo il PD, non temiamo alcun sorpasso a destra dei nostri alleati per le sortite dell'ex generale. E nella Lega c'è fermento, gli domanda il giornalista Filini, giornalista di Repubblica, per il ruolo di Vannacci, temete sorpassi a destra. Allora lui dice: non siamo abituati a mettere il naso negli affari degli altri partiti, la Lega è il nostro alleato di ferro e insieme continueremo a lavorare per la migliore vita degli italiani. Detto questo, no, non temiamo nessun sorpasso a destra. Chiaramente l'avete fatta la vannacizzazione, o vi basta la varinizzazione ascoltando questa rassegna stampa? Beh, se girate pagina, siamo sempre su Repubblica, le uniche due pagine di politica sono dedicate proprio al centrodestra, dobbiamo ringraziarli veramente. Scherzi a parte, io ci scherzo, ma questo è un pompa incredibile per la Lega, il centrodestra, e per la prossima Pontida del 21 di settembre. Prenotate il vostro pullman da tutta Italia, il 21 settembre si parte per portarvi sul Sacro Pratone in provincia di Bergamo. Vi dicevo, come dovevasi dimostrare, pagina 17 di Repubblica, il personaggio, questa volta è Filippo Ceccarelli a evocare il generale Vannacci. Sigari, pesci,
White Look, sipario sull'estate tribale di Vannacci in tour. Ragazzi, non ci sono 5 righe, c'è quasi un intero paginone su Vannacci, cioè, ve ne leggo qualche riga per darvi un'idea del tono. Finirà prima o poi, o forse no, l'estate violenta, tribale, merceologica e pagliazzesca dell'onorevole Vannacci. Il suo tour estivo lo definisce su Instagram la testimonial Silvi Lubamba, che lo posta in camicia bianca fuori dai pantaloni, uniforme politica stagionale e universale, come Renzi un tempo e ora Bandecchi, Fico, De Caro, sempre in prima fila con il generale, e la caption cui seguono i nomi del truccatore di Lubamba, si intende dell'airlist e dell'outfit. Se non capite qualcosa, tranquilli, questa è Repubblica. Un che di onirico e predatorio continua ad accompagnare le visioni e le provocazioni dell'uomo che da qualche giorno si è fatto verbo: vannaccizzare, con il che suona dubbio per la Lega che si tratti di un valore aggiunto, come dice Salvini. Make the leave great again. L'ha ricambiato il generale, non proprio un complimento per il capitano, ma non si pretenderà di entrare nelle astruse dinamiche meta-sovraniste tardo-padane, qui la faccenda è appena più seria. Vedi, già proprio mi scappa la voglia di proseguire, capite? Però capite quanto fango bisogna buttare sulla Lega per sommergerla? Non basta mai, non mi basta mai. Quanto fango bisogna buttare sul generale Vannacci e la vannaccizzazione, quando ogni personaggio della Lega ha un suo pubblico, ha delle corde da sfiorare, ha degli argomenti da mettere sul tavolo, che sono gli argomenti della Lega. Bene, sfogatevi ragazzi, oggi dovete fare questo sforzo, comprate il quotidiano Repubblica, avvisate il vostro vicino di casa comunista che gli farete un regalo, ma prima di portarglielo chiaramente lo sfogliate leggendo queste 2 pagine di politica esclusivamente riservate a prendere per il culo il centrodestra. La sinistra viene evitata, forse perché c'è da vergognarsi su quello che sta accadendo con certi ignoranti di sinistra. Ignora, si ignoravi, ignorato, ignorare, non è roba da querela. Tanto per chiudere il discorso, sempre su Repubblica, lo scandalo hot di Prato. Fratelli d'Italia esclude gli indagati, ci sono stati dei candidati, futuri candidati che sono caduti in questo scandalo hot, e certamente non vi tolgo la curiosità, acquistate Repubblica e ne saprete di più. Piuttosto che parlare delle cacchiate che sta facendo la sinistra al centro e al sud con i candidati, Repubblica parla di Marte, e qui ci fa un favore perché noi crediamo che ci siano extraterrestri tra di noi. Mi guardo in giro e ne vedo anche qui. Pagina 25 del quotidiano Repubblica: Marte, l'ultimo enigma, possibili indizi di vita sul fondo di un cratere. L'annuncio ieri lo ha fatto la NASA. Nei campioni raccolti dal rover Perseverance, individuata una potenziale firma biologica. E c'è un bel paginone, secondo me, che merita la vostra attenzione. Mi dicono di andare sulla Stampa, ma chiaramente io non faccio queste cose e ci andrò più tardi. Carlo Cottarelli merita che suonerà sul palco dell'Ariston. Si parla anche dei leghisti che oggi si trovano in Valtellina in conclave. Bene. Andiamo sul quotidiano La Verità. Perché La Verità effettivamente dice la verità: la vera guerra è in Francia, non in Polonia. Che ne pensate? Rispondetemi al 340-6709-659. Chi si erge a paladino armato della democrazia spesso la tradisce. La vera guerra in Francia, non in Polonia. Droni probabilmente russi colpiscono il paese di Tusk, che invoca l'articolo 4 della NATO e paventa uno scontro mondiale.
Mattarella alza il tiro, siamo su un crinale come nel 1914, ma chi evoca irresponsabilmente conflitti per difendere i nostri valori è pronto a usare la forza pur di impedire il voto, come Macron, ieri centinaia di arresti, e a zittire le idee ritenute sbagliate, come Starmer. Ecco la vera guerra. Poi appunto che qualcuno abbia dei dubbiettini su quei droni arrivati in Polonia, qualcuno, ma sono i complottisti, mi scrivono che sono stati rivestiti, li hanno travestiti, sono droni frocioni, li hanno travestiti da droni russi, ma queste sono cazzate che scrivete solo a me, chiaramente non ve le dirò mai in radio. Ho detto qualcosa? Siamo sul quotidiano La Verità, i milioni di agnelli nascosti pure alla Svizzera. Grazie alla rogatoria dei PM di Torino in Lussemburgo è stato scoperto un misterioso trust celato sia al fisco elvetico sia pare a parte della famiglia stessa. Scoppierà una nuova faida tra parenti? Siamo ancora sul quotidiano La Verità e c'è la notizia di Milano. A Milano, oh, che fatica vivere a Milano, ragazzi. Ogni giorno se ne inventano di nuove per fare una Milano sempre più esclusiva, Milano sempre più per pochi. Se entri a Milano, vuol dire che c'hai soldi, no? C'hai soldi, vivo a Milano, è chiaro, mi compro l'auto che va senza benzina e parcheggio gratuitamente ovunque. A Milano da lunedì nuove multe, fatturato meno 60% per i negozi della moda con la super ZTL voluta da Sala. Richiamo in prima pagina, ma poi entriamo dentro. Siamo all'interno, pagina 14 del quotidiano La Verità, che mette in prima pagina l'orrore che tutti censurano, Irina massacrata a caso da un delinquente di colore. Una notizia che non ha fatto assolutamente il giro su altri quotidiani. L'aggressione, il panico, la morte. La verità su Irina emerge solo ora. A quasi 20 giorni dal delitto, diffuso il video che svela come la 23enne ucraina è stata massacrata senza ragione sulla metro da un pregiudicato. È accaduto negli USA, ma una violenza simile purtroppo è ovunque. Trump, pena capitale per quell'animale. Il tycoon ai progressisti, il sangue della ragazza è sulle vostre mani. Musk contro magistrati e procuratori, ma La Verità ha chiuso un po' in anticipo. Colpito Charlie Kirk, attivista di destra, a un evento in Utah, solo un riquadretto perché il fatto è avvenuto in tarda serata, ma ha avuto un eco incredibile poi sui social, soprattutto di centrodestra. Siamo sulla Verità, il governo accelera sulle riforme, obiettivo autonomia differenziata. Ne parliamo da qualche tempo, ragazzi, la vogliamo portare a Pontida questa autonomia e quindi tempo una settimana e qualcosa deve accadere nelle alte sfere del governo. Ieri c'è stato il vertice di maggioranza per definire i passaggi formali che daranno più competenze alle regioni come Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. L'ideatore Calderoli sogna il traguardo prima di Pontida. Il PD naturalmente contesta, così si allarga il divario con il Mezzogiorno. All'incontro si è parlato anche di candidati alle elezioni, ma ancora non c'è la notizia. Pagina 16 di Repubblica, un mezzo paginone, tutto da leggere e magari poi approfondiamo, anzi facciamolo subito con qualche riga. C'è Carlo Tarallo che scrive: sull'autonomia si fa avanti nel percorso con i passaggi formali che si dovranno fare. Il leader dei moderati Maurizio Lupi consegna questo laconico commento ai cronisti che hanno atteso per 2 ore e mezza che si concludesse il vertice di maggioranza di Palazzo Chigi. Insieme a Giorgia Meloni ci sono, oltre allo stesso Lupi, il vice premier Matteo Salvini, Antonio Tajani, il ministro degli affari regionali Roberto Calderoli. Non abbiamo parlato di regionali, aggiunge Lupi, perché l'argomento dell'incontro era un altro. Se ci dovremmo rivedere, certo, in realtà di regionali, secondo alcune fonti ascoltate dalla
Verità si è parlato così come non sono mancate considerazioni e riflessioni sugli ultimi preoccupanti accadimenti di politica internazionale, sui candidati a presidente di regione che ancora mancano all'appello. La partita più complessa è quella del Veneto, con la Lega che propone Alberto Stefani e Fratelli d'Italia che, nonostante i clamorosi numeri ottenuti alle più recenti tornate elettorali nella regione e non solo, rischia di trovarsi ancora senza neanche una presidenza nelle grandi regioni del nord. Fratelli d'Italia, dice la Verità il senatore De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Veneto, può scegliere se essere giusta e reclamare il candidato a governatore, visti i numeri delle politiche o delle europee, o essere generosa e lasciare il candidato ad altri. Io ovviamente auspico che la scelta ricada sulla prima opzione. In pressing, perché si decida in fretta, anche Matteo Salvini. Se votano nello stesso giorno Puglia, Veneto e Campania, ha detto ieri Salvini, mi auguro che si scelgano tutti i candidati nello stesso giorno, altrimenti siamo qua ogni settimana a rispondere alle stesse domande. Qua mi fermo, ma avete visto il tono dell'articolo, non ci sono novità particolari, la novità è che avremo certamente Stefani in Veneto, sono generosi quelli di Fratelli d'Italia, cioè, però gli daremo la Lombardia, che cavolo. A Milano una degenerazione urbana, cioè noi vogliamo fare la città-stato, Milano città-stato, ed è ridotta così, una città-stato dove vive soltanto uno che vota PD. Se voti un altro ricco chiaramente, ma quelli che votano PD hanno tutti un certo censo. Entra nel vivo il primo processo sui presunti abusi edilizi per la torre in via Stresa. Il consulente dei PM, ristrutturazione fittizia, deroghe illegali e fuori mercato. Insomma, Alessandro Darol scrive: il sindaco Beppe Sala si ritrova sempre più stretto in una morsa. Tutto da leggere chiaramente, questo articolo delle grane di Milano, ma altrettanto interessante, se non di più, quello di Spalla, a pagina 17. Perché? Perché Sala fa cassa con la ZTL della moda, ecologismo che uccide i negozi. Sarà attiva da lunedì prossimo la nuova ZTL della moda. È di moda. Multe fino a 332 euro, ma il traffico non diminuisce. Furgoni che stazionano ogni ora davanti ai negozi e vie laterali, ingorghi che paralizzano le ambulanze dirette verso gli ospedali, circonvallazioni interne e esterne trasformate in un imbuto, commercianti che vedono i fatturati crollare. Questo è il quadro a cui Milano si prepara per l'avvio lunedì 15 settembre del sanzionamento elettronico. Che bello, però suona bene. Il sanzionamento elettronico nella ZTL quadrilatero della moda, che renderà operativi i controlli ai varchi con le telecamere attive 24 ore su 24. L'area coinvolta è quella più prestigiosa della città di Milano: via Manzoni, via Senato, corso Monforte, via Cino del Duca, corso Vittorio Emanuele, ma le nuove regole non fanno distinzioni. Per accedere serve l'autorizzazione. La lista è lunga, va dai corrieri alle lavanderie, dagli artigiani agli addetti stampa, fino ai clienti degli hotel e delle autorimesse, con obbligo di segnalare a carico delle strutture. Per i mezzi di pronto intervento sarà necessario chiedere un permesso entro le 24 ore successive. Pure loro, una burocrazia che rischia di ingolfare un centro già al limite. Signori, tutto da leggere anche questo articolo, e chiaramente se dovete arrivare a Milano, fateci un pensierino molto serio, se è il caso, se avete un motivo più che valido per venire a Milano. Andiamo sulla Stampa. Sì, dai, no, c'è Avvenire, giustamente, prima pagina, l'Europa si allerta. Uno sciame di droni russi viola lo spazio aereo polacco, Varsavia si consulta con la NATO, von der Leyen, l'Unione Europea pronta a lottare per il suo destino, Mattarella, siamo come nel 1914 ragazzi, robe allegre veramente, Mosca nega ogni responsabilità, ma potrebbe essere stato un test per valutare la difesa aerea alleata.
lo scrive Avvenire. Ma dai, ma questi sono gomblottisti. Subito sotto in centropagina si parla di Italia senza bimbi e senza nidi, capite? Che uno poi va a lavorare contento ascoltando quello che scrivono i giornali, un'Italia senza bimbi e senza nidi. Nelle strutture pubbliche e private c'è posto solo per il 27% degli under 3. Dove li mettiamo sti bambini? Ma sono tutti figli di immigrati, se li tengono loro, chiaramente. La mamma che non può uscire di casa se li trastulla lei. Andiamo sul Corriere. Raid in Polonia, Putin sfida la NATO, e questo è forse il titolo più chiaro ancora. All'interno, i droni di Mosca nei cieli della Polonia, vicini alla guerra. Lo sconfinamento è la risposta della NATO, abbattuti alcuni dei velivoli. Varsavia invoca l'articolo 4 dell'alleanza. Ma che cosa prevede la procedura attivata dal governo di Tusk? Che cos'è l'articolo 4 della NATO? L'articolo 4 invocato dalla Polonia dopo la violazione russa del suo spazio aereo è il più stringato dei 14 articoli del trattato istitutivo della NATO, siglato l'indomani della seconda guerra mondiale tra le due sponde dell'Atlantico. Soltanto 2 righe per sancire il principio di consultazione tra i paesi membri dell'alleanza, la più grande alleanza militare del mondo, in caso di minaccia alla sicurezza di uno di essi. Il testo recita: le parti si consulteranno ogni volta che nell'opinione di una di esse l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata. Chi può invocare l'articolo 4? Qualsiasi membro dell'alleanza, attualmente composta da 32 stati, USA, Canada e 30 paesi in Europa, può invocare formalmente l'articolo 4 per portare una questione all'attenzione del Consiglio Nord Atlantico e sottoporla all'esame degli alleati. Con quali conseguenze? Il ricorso all'articolo 4 non implica una risposta militare automatica, piuttosto attiva una procedura che mira a mettere attorno a un tavolo i governi dei Paesi membri per valutare insieme la portata della minaccia e le possibili contromisure. Si può arrivare a una decisione, a un'azione congiunta da intraprendere a nome dell'alleanza. Poi lo sapete, l'articolo 5 è quello che dice: vabbè, adesso bisogna decidere davvero di fare qualche cosa, e c'è chi spara, c'è chi invia soldati, armi, c'è chi fa soltanto casino e basta, e noi saremo quelli che faremo solo casino, speriamo. Siamo ancora sul quotidiano Il Corriere e naturalmente le reazioni, ragazzi, oggi sono piene di reazioni le pagine dei quotidiani. I droni di Mosca nei cieli della Polonia, vicini alla guerra. E poi la reazione russa: basso profilo e cautela, la linea del Cremlino che dice non erano previsti obiettivi da colpire, puntini puntini. Naturalmente ce la tiriamo perché abbiamo uno scudo europeo che funziona benissimo, infatti sono passati i droni, lo scudo con 5 aerei, ma poi li abbiamo buttati giù. Blitz dalle 23:30 all'alba, primo test di difesa aerea NATO, in volo anche un ricognitore italiano decollato dall'Estonia. Torneremo su questo argomento, ma adesso c'è però, sì, scusa, c'è il meteo, c'è Acerbis e poi una canzone bellissima di Nando Uggeri, è stato anche cantore della Padania. Nando Uggeri, i leghisti storici lo conosceranno, ha fatto una canzone dolcissima che si intitola 10 agosto, una bellissima e profonda meditazione in queste notti d'estate. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La perturbazione atlantica che ha colpito il nostro paese nelle ultime 24 ore abbandona progressivamente la nostra penisola, dove il tempo di conseguenza migliora. In mattinata ci attendono solo residue precipitazioni che potranno interessare il Triveneto e il versante tirrenico, nonché la Sicilia, con fenomeni a carattere irregolare. Schiarite sempre più ampie altrove, specie al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio condizioni in ulteriore miglioramento ovunque.
Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Rieccoci qua cari amici e cari amiche di Radio Libertà. Allora io manca poco, poi chiudiamo, voi potete fare le vostre prenotazioni per quanto riguarda l'olio, l'ACO C2, quello per i dolori, il collagene, ma c'è un ma. I ma sono molto importanti. Io sto parlando molto in questi giorni perché abbiamo raccolto la bava fresca, quindi il prodotto è meraviglioso, di GastroFree. GastroFree è una soluzione naturale per coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, per coloro che soffrono di reflusso, per coloro che hanno l'acidità di stomaco. Brutta cosa l'acidità di stomaco. Quando c'è il bruciore di stomaco, quando vai a mangiare qualcosa, vai a casa, ti svegli di notte e ti sembra di avere il fuoco nell'esofago. In quel caso lì, prendi un bicchiere d'acqua, metti dentro un cucchiaio da minestra, non un cucchiaio da caffè di GastroFree e prendilo. O prendilo così, senza acqua. Provalo e tu spegnerai l'incendio. Se poi tu vuoi fare una cosa secondo me intelligente tutti i giorni, prendere un mezzo bicchiere d'acqua, un cucchiaio di GastroFree, ti aiuta a creare alla barriera dell'esofago, dello stomaco, un film, una protezione bioattiva che blocca l'attacco dell'acidità. Guardate, io mi rendo conto, forse perché di questo ne ho sofferto, un pochettino ne soffro ancora, però ho smesso di prendere tante medicine. Va bene, quando mi arriva la condizione magari chiaramente non puoi far senza prendere medicine, però per me la cosa per me è fantastica, per me che ne ho sofferto. Se prima prendevo 10 bustine oggi ne prendo 5 al mese ed è tanta roba. Quindi ascoltatemi: reflusso gastroesofageo, pancia gonfia, bruciore di stomaco, iperacidità, fatica a digerire, provate la strada della natura. A Brescia la chiamano la Caedagno, cioè la stradina. È un po' più lunga, deve essere una bella abitudine, prendetelo, chiamate per le informazioni. Adesso vengo all'offerta, però poi dopo non so se la farò ancora. Le prime 20 telefonate allo 030 68 44 08, 3 flacconi di GastroFree scadenza un paio d'anni, 59 euro. Grazie, buona estate a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Notte da solo, guardando il cielo, mi fermo a pensare quanto è grande e scuro il mare, notte serena, sulla spiaggia, io da solo con il buio che mi accarezza. Notte di stelle, in riva al mare, ne prendo una e la porto con me sulla luna. Io piccolo uomo in questo universo, lontano e infinito, che mi sento quasi disperso. Notte da solo, senza pensieri, senza badare a qualcuno vicino ai suoi problemi. Notte diversa, in mezzo alla sabbia, senza pensare che in questo mondo c'è anche la guerra. Notte scura e senza rumore, lontano da qui c'è un cielo più chiaro e qualcuno che muore. Io piccolo uomo, io non
capisco perché questo piccolo mondo sia tanto cattivo. Eppure noi siamo un granello di sabbia in mezzo allo spazio che di noi non si interessa. Basta un pezzo di terra per fare una guerra. Ci ammazziamo da soli, convinti che noi siamo i buoni, e perdiamo il tempo dentro isole strane senza ascoltare le ragioni più lontane. E resto qui rapito da un sogno di essere solo, un piccolo uomo in questo universo. Ma questa notte ho capito che per ciò che succede in questo mondo risposta non c'è. C'è come un destino, qualcosa di strano che invece di amore semina odio e regala veleno. Ed un cielo infinito, immortale dall'alto, dei mondi sereni, non di un tetto di stelle. Un cielo infinito dall'alto dei mondi, in ondi di stelle. Quest'atomo opaco del male. Un pezzo dolcissimo di Nando Uggieri che si intitola 10 agosto, scritto con la X, non so come mai, una bellissima e profonda meditazione fatta proprio in queste notti ferragostane. A ottobre uscirà l'album in vinile con tematiche soprattutto sociali che partono dalla riflessione di come è cambiata la nostra vita da quando teniamo in mano il cellulare. Nando Uggieri, che salutiamo caramente, vecchio amico di Radio Padania Libera, 10 agosto, scritto con la X, lo trovate facilmente sugli store digitali e su YouTube. 8:39, buongiorno, buon mattino da Sammy Varino, certo, rassegna stampa o chiamatela come volete, con anche dentro i vostri messaggi al 340 67 09 659. Poi dopo le 9 sentiamo anche le vostre voci. Questo vuole affondare la flotilla con tutti i filoterroristi islamici a bordo. Non è vero assolutamente, ma è vero che non dicono Hamas fuori dalle palle, Palestina libera. No, dicono solo Palestina libera. Luca da Mantova, da qualche tempo l'impressione che nella Lega i militanti storici, quelli della secessione e federalismo tipo Centinaio, Fontana Molinari, Federica Zaia, tutti praticamente, siano diventati un po' democristiani rispetto ai nuovi come Borghi, Bagnai, Vannacci, Rinaldi, Sardone. Mi sembrano più arditi ed efficaci come mai. La verità è che questi personaggi sono quelli che lavorano nelle istituzioni, ragazzi, compreso anche Salvini, ci mancherebbe, è il nostro capitano, ma lavora nelle istituzioni e sono un pochino impegnati nel loro lavoro. I capigruppo, Molinari e Romeo, ragazzi, hanno un loro modo di parlare più istituzionale, si fa per dire, perché noi sentiamo Molinari ogni settimana e non mi pare Centinaio, che cavolo, lascia stare. Fatto sta che, come vi dicevo, ognuno ha delle corde differenti da sfiorare, ognuno ha un linguaggio differente. C'è la vannacizzazione, ma ben venga, c'è anche la salvinizzazione, la centinaizzazione. Ragazzi, capite che tutto questo serve solo una cosa: pompa, pompa, pompa la Lega, pompa Pontida che si avvicina sempre di più. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo cosa dice. A Repubblica ce l'hanno piccolo e allora sono invidiosi di chi tira fuori le palle. Che cosa hanno piccolo? Per cui, siccome non possono parlare dei loro perché fra saltimbanchi, ma è vero, vari, oggi la sinistra non viene citata su Repubblica. Flottisti da 4 soldi, gente che minaccia i grandi, ma non è Davide contro Golia, ma è un cretino contro chi ha un po' di raziocinio. Se la cerca di dare da bravi stalinisti addosso a tutti quelli che sono gli altri, e qualcuno ci cade, perché in mezzo agli italiani sono tanti rincoglioniti che non sono capaci di comprendere. Bisogna semplicemente avere il coraggio e la faccia tosta di non farsi infangare da questi dementelli che scrivono su un giornaletto che secondo me dovrebbe chiudere perché è già finito il suo percorso storico. Tranquillo, tanto
chiudono tutti, non li legge quasi più nessuno, però giustamente è bello mettere sul tavolo quello che ancora si cerca di leggere. Poi è chiaro, con le figuracce che la sinistra sta facendo in certe regioni del sud, con Fico, mica Fico, con quell'altro che ha dovuto dimettersi e che non è stato ricandidato, c'è robe veramente potenti. Ceccarelli cambia spacciatore, questa è una roba buona, scrive ancora. Buongiorno Sammy, a proposito dei droni sulla Polonia, ma la Schlein chiamerà Putin a riferire in Parlamento? Ridete e scherzate, eh? Mamma, chi ci guadagna dei droni in Polonia? Ma Zelensky. Ricordiamo il gasdotto. Chi ha rotto il gasdotto? Ve lo chiedo io. Sammy, alla sinistra bisogna ricordare il Vangelo di Matteo. Matteo chi? Togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Loro, grazie ai mezzi di informazione in maggioranza conniventi, hanno sempre fatto così. Ci racconta invece Mario. Ritorno poi sui vostri messaggi, ma prima corro. Dove corro? Sul Corriere questa volta, a proposito della canzone bella 10 agosto di Nando Uggeri, e vado a pagina 10 del Corriere, che scrive delle spese militari, lo stop alle mozioni, 3 del PD contro 5 Stelle e AVS, alla Camera no ai 5 testi delle opposizioni, ma la maggioranza non ne presenta. La Schlein, centrodestra diviso e questo danneggia il paese. Guerini, Madia e Quartapelle contro la linea dell'astensione. Il dissenso, il presidente del Copasir ai suoi, poi mi diranno che utilità ha avuto tutto questo. Le scelte, i Dem chiedevano di non aderire all'obiettivo del 5% del PIL e seguire il modello spagnolo. Fatto sta, Roberto Gressi racconta di un'aula mezza vuota che si riempie solo per il voto nel giorno delle seconde linee. C'è chi parla dell'autosole, un dibattito stanco per non farsi male prima delle regionali, e chiaramente seguendo Radio Libertà avrete di che comprendere. Non si è deciso niente di che, però sono 12 decreti armi approvati dall'Italia a sostegno di Kiev da quando è iniziata la guerra in Ucraina, 5 sotto governo Draghi, 7 con il governo Meloni. Giro la pagina e vado in questo momento a pagina dove sono? Mi sono perso. A pagina 19 del Corriere, con Salvini che spinge Vannacci, doppia vetrina a Pontida e ancora stallo sui candidati nel centrodestra. I meloniani chiedono una regione del nord. Matteo Salvini insiste, fumata bianca oggi, lo spero, l'importante è che si faccia in fretta, il calendario che ci impone di fare fretta, se voti il 22 novembre e siamo al 10 settembre non sono ragionamenti politici, sono ragionamenti meramente numerici, diceva il leader della Lega prima dell'inizio del vertice di maggioranza convocato per discutere di autonomia, e invece sulle regionali ha portato ancora una volta un nulla di fatto. C'è effettivamente un paginone anche su questo. Il capoleghista però non vuole sentire ragioni e proteste su Vannacci, la famosa vannacizzazione che ci obbligano a dire, nonostante tutti i big e non solo gli dicano di fermarlo, di impedire che possa dire e fare tutto quello che vuole. Lui, dopo aver già 2 giorni fa messo tutti in riga dicendo si lavori a testa bassa è una risorsa, ora ufficializza l'importante del suo vice Vannacci. Nel programma annunciato ieri per la festa di Pontida del 20 e 21 settembre, anche del 20, e sta prendendo corpo questa cosa, il 20 ci sono i giovani di solito, ma si sa, poi ci sono quelli che sono diversamente giovani, e soprattutto ci saranno ugualmente i big della Lega anche il 20, compreso Vannacci. Si spiega che il pomeriggio nella prima giornata vedrà un evento della Lega Giovani, come vi dicevo, con la presenza dello stesso Salvini e di Vannacci, oltre a Valditara e i rappresentanti giovanili di partiti dei Patriot, e quindi è interessante anche qui. Chiaro che chi non vuole il casino della domenica 21 di Pontida può arrivare il sabato, ci sarà meno casino certamente, ma i big ci sono. Sempre sul Corriere si nomina il caso Prato, 2 indagati, Bufera in Fratelli d'Italia, l'accusa è di revenge
revenge porn contro Cocci, a Rovigo guerra di hacker nel partito. Insomma, il consigliere toscano si ritira dalla corsa, Belgiorno sotto inchiesta viene escluso, problemi chiaramente, ci mancherebbe altro, dei Fratelli d'Italia. No, non è vero, e comunque sono cose che vanno assolutamente dette. In Campania evitiamo l'eclissi. Questa volta a spararla è Mastella, l'ironia di Mastella, nuova spina di Fico. Roberto Fico è la sindrome Iervolino, quella da accerchiamento degli alleati. L'allora sindaca di Napoli nel 2005 si lamentò delle bordate da fuoco amico, quel misto di equilibrismo e intromissione politica di due pezzi da 90 della politica nazionale. Antonio Bassolino ai tempi è governatore, Ciriaco De Mita leader della Margherita. Ora mutatis mutandis, cambiati i protagonisti, i tempi e i pesi specifici. Il candidato alle regionali in campagna per il Campo Largo si ritrova ben più di una spina nel fianco, come se non bastassero le battute di Vincenzo De Luca. Il governatore ha detto di aver fatto una gran mangiata di fichi. Ora ci si mette anche Clemente Mastella, sponsor della primissima ora dell'ex presidente della Camera. Il sindaco di Benevento ieri in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno ha detto con chiarezza che Fico non ha ancora vinto e che se il centrodestra azzeccasse il candidato la partita si riaprirebbe, ma soprattutto il vero centro sono io e non mi possono imporre candidati in lista che non condivido, denunciando evidentemente un assalto ai forni per piazzare qualche uscente. Dopo il deluchiano se il buongiorno si vede dal mattino, buonanotte, ora per Fico arriva il mastelliano, se non c'è eclissi possiamo recuperare, ma senza pari dignità tra gli alleati mando tutti al diavolo, come vedete, per quello che oggi Repubblica taceva, e queste cose se le pubblicate il quotidiano Il Corriere. Il Fatto Quotidiano mette in prima pagina, vedi come lo mette, il giallo sui droni. La NATO parte a razzo, poi frena. Caduti in Polonia, Russia sotto accusa, ma altri precipitano in Bielorussia. Una guerra mondiale, la evocano Tusk e Colle, Trump in allarme, Kiev aizza, ma vince la cautela. Muro di droni, ma il 60% la vuole a casa. Ursula crolla nei sondaggi, perde pezzi nell'Unione Europea, chiama alle armi per salvarsi, e però propone la sua auto. Voi la comprereste l'auto di Ursula? Punto di domanda. Vai che ci arriviamo, assolutamente sì. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Dove vado? Sul quotidiano Il Tempo, certamente. 10 minuti e vi do anche la parola, e alle 9 arriva anche qua in studio il responsabile gadget di Radio Libertà, certo, quel Marco Grimoldi che si è inventato i gadget più belli e potenti da portarvi direttamente a casa. Voi che ci verrete a trovare questa domenica 14 settembre allo Spiedo Padano di Rovato Brescia, o la prossima con la grande Pontida 2025. Intanto siamo sul Tempo, altro che aiuti a Gaza, flotilla, non e armi chimiche, ecco il dossier shock della CIA. Dagli archivi americani spunta un documento del 2011 desecretato inviato alla Farnesina e altre ambasciate dalle navi per Gaza, sostanze pericolose, 2 amici del leader palestinese pronti a stivarle a bordo. Tommaso Cerno scrive subito le troppe bugie raccontate su Flotia. Che non sia Flotia l'antidoto all'orrore di Gaza lo sanno persino i marinai pro pala della missione più propagandata della terra. Tra spagnolo e italiano, per esempio, non corre buon sangue, come sa chi conosce davvero l'entroterra politico dello strano arcipelago filo-islamista che ha generato una decina di anni fa questa flotta in rotta verso la Palestina. E l'inchiesta del Tempo, con i nuovi documenti di oggi, aggiunge un tassello a una storia che non significa che non ci siano migliaia di italiani in buona fede a tifare per loro, ma certamente che ci siano ombre e omissioni, chi invece quella storia la conosce, perché Hamas è dietro Flotia con i soldi
E non solo, perché i legami tra politica, piazza e quelle navi che si vogliono rendere bersaglio di Israele non sono solo spontanei, ma organizzati e mettono insieme tanti pezzi dell'ex universo marxista e del nuovo orizzonte islamista in una miscela difficile da diluire e che rischia di farsi esplosiva. Siamo sul tempo, Hamas all'angolo, dopo l'attacco in Qatar i terroristi vivono nell'incubo di essere colpiti. E poi, questo era con Sfaradi, Gianluigi Paragone, Ursula va alla guerra, ma per conto di chi? Leader decadenti? Annatevene. Critiche al discorso di Ursula, l'Unione Europea contro Putin e pro Hamas, e Macron resta aggrappato alle cornu per rimanere in sella. I venti di guerra sulla Polonia, droni russi abbattuti sui cieli di Varsavia, la condanna di Meloni e Mattarella, sulle spese militari l'opposizione si spacca, bagarre alla Camera e tutti contro tutti. Giro, sono all'interno del quotidiano Il Tempo, Hanun, flotilla, armi chimiche, il dossier shock USA inviato in Italia, ne parla soltanto il quotidiano Il Tempo. L'attentato negli Stati Uniti con il video shock, ucciso sul palco l'attivista Charlie Kirk, conservatore pro-Trump, freddato da un proiettile al collo durante un comizio in un campo dello Utah, caccia l'attentatore fuggito dopo l'agguato. Ed è tutto in rete e vedremo se i telegiornali trasmetteranno quelle terribili immagini. Altro che campo largo, tutti contro tutti alla Camera sulle armi. Il Movimento 5 Stelle si astiene sul testo Dem, si esprime a sfavore di quelli di Renzi e di Calenda, il PD non vota le mozioni degli alleati e contro quella di Azione, insomma, siamo alle solite. E i nuovi manifesti della Lega, eccolo qua, da Salis a Lady Scippo, la Lega sfida Gualtieri. Riparte la campagna della Lega a sostegno del DL Sicurezza dopo la censura decisa dal Comune di Roma poche settimane fa. In una c'è la parlamentare Ilaria Salis, nell'altra pare Lady Scippo, la borseggiatrice seriale di origini croate, e il poster gigantesco affisso per le vie di Roma dice: occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore, grazie alla Lega e al suo decreto sicurezza. Giro la pagina, fumata nera sulle regionali, Salvini chiede un'accelerazione e vuole blindare Stefani in Veneto. E poi certamente, pagina 9 del Tempo, quelli del politically correct. Ecco la t-shirt di Frocia Italia, ed è bufera su Bersani, l'ex leader del PD immortalato alla festa dell'unità con un attivista gay. Mancuso dice Berlusconi avrebbe riso, Vannacci dice se lo avessi fatto io. Fatto sta che chiaramente Bersani con la maglietta di Frocia Italia, ma non si è accorto che alla sua festa c'erano i figli del barcone con il macete in mano. Ma va bene, Bergamini di Forza Italia dice una goliardata poco elegante. Se quella parola l'avessi usata qualcuno di centrodestra ci sarebbe stata una levata di scudi, te l'ho detto. E Froci se lo possono dire, ma tra di loro quelli che lo sono davvero e quelli del PD, noi no. Giro di nuovo la pagina, certamente. L'intervento di Roberto Arditi si intitola Cultura woke e razzismo invertito, assolutamente da leggere oggi a pagina 9 del quotidiano Il Tempo, ma visto che siamo belli pompati, vado sul quotidiano La Stampa. Droni in Polonia, l'Europa trema, ma in centro pagina, signori, Cottarelli Blues. L'economista Carlo Cottarelli si esibirà con la chitarra sul palco dell'Ariston, si ispira a Battisti e Fossati e chiaramente tutti lo vogliamo sentire. Uno dice ma lo chiamano a Sanremo? No, non a Sanremo, tra poco ve lo dico. Intanto a pagina 4 il muro di Ursula, discorso dell'Unione all'Europarlamento, lottiamo per la libertà e la sicurezza, piano da 6 miliardi per i droni all'Ucraina, misure anche contro Israele, e questo è forse il succo un po' diverso. L'irrefrenabile tentazione di Putin affossare la NATO finché c'è Trump. A pagina 13 vi dicevo
La stranezza della vita, un intero paginone sull'uccisione di Charlie Kirk, l'attivista amico di Trump, una leggenda, lo amavo, colpito al collo da un cecchino mentre parlava alla Utah University. Nella notte il direttore dell'FBI annuncia: abbiamo arrestato il killer, poi è stato rilasciato. 31 anni, una figlia, era la voce maga dei giovani, decisivo nel 2024. La stranezza della vita, un intero paginone sul quotidiano La Stampa, che parla anche dei leghisti lombardi in conclave, attesi Salvini, Giorgetti e Calderoli, ancora tensioni in Toscana, si dimette il direttivo a Viareggio, pressing nordista sui ministri, Pontida si avvicina, scrivono Moscatelli e Capurso, lo spettro della vannacizzazione e di un futuro passo indietro a Palazzo Lombardia a favore di Fratelli d'Italia, in cambio della continuità in Veneto, agitano il partito, lo scrive La Stampa, e così i leghisti lombardi si chiudono per 2 giorni in conclave. L'appuntamento è per oggi e domani all'agriturismo La Fiorida di Mantello, uno dei primi paesi della Valtellina salendo dal lago di Como, posto caro al Carroccio anche perché qui 10 anni fa organizzava qualcosa di simile Bobo Maroni. Ci saranno i consiglieri regionali, il presidente Fontana, i ministri Salvini, Giorgetti, Calderoli, assenti giustificati ma videocollegati Valditara e Locatelli. Sarà un momento di confronto per riordinare le idee, ma anche per cementare i rapporti, spiega il segretario lombardo capogruppo al Senato Romeo, l'ideatore di questa riunione. Nella politica di oggi manca il confronto, i casini vengono fuori perché non ci si parla. Tolte le cravatte davanti a un piatto di pizzoccheri e a un bicchiere di sassella, si discuterà innanzitutto delle urgenze della Lombardia e dell'esigenza di preservare il radicamento al nord. Il focus è sui contenuti, la possibilità di gestire in autonomia i soldi del Fondo Sanitario Nazionale, per curare meglio i nostri cittadini e ridurre le liste d'attesa, l'idea di legare i salari al costo della vita e di spingere sulla contrattazione aziendale, la battaglia contro la centralizzazione dei fondi di coesione che per il periodo 21-27 valgono oltre 4 miliardi, la proposta di garantire alla Lombardia, che tra le aree più alti tassi di criminalità e di immigrazione, una priorità nella distribuzione delle forze dell'ordine. L'obiettivo è quello di mettere nero su bianco una carta per il Nord da presentare al popolo di Pontida, ma anche di evitare, nella terra in cui Umberto Bossi fondò la Lega ormai 40 anni fa, quello che sta accadendo in queste ore in Toscana. A Firenze, infatti, nessuno sta riuscendo a sedare la guerra intestina sulle liste tra i dirigenti salviniani e il generale Roberto Vannacci, a cui Matteo Salvini ha assegnato il compito di gestire la campagna per le regionali che si terranno il 12 e 13 ottobre. Prima è affiorato il malumore della zarina Susanna Ceccardi, poi è arrivato il passo indietro dell'ex capogruppo in regione Giovanni Galli e ieri a Viareggio si è dimesso l'intero consiglio direttivo del partito, lo annuncia la storica dirigente Maria Pacchini. Non condividiamo la vannacizzazione della Lega e quindi ci facciamo subito da parte, ci dimettiamo in blocco. Noi siamo fatti solamente di attimi, ma di lunghe pause, di immaginare i viaggi. Il tempo mette scarpe troppo veloci, in ciabatte provo a starci dietro da anni. E non è vero che siamo fatti di sogni, ma di sudore e sangue dati per avverarli. Sei la corrente che spinge i miei gommone, mica potrai ora per farmi abbracciare. Cambio pagina, cambio routine, cambio tu resti qua, due zaini, una sola corsia, due zaini, a partire da qui, una sola mi chiedere, ma in monti come si fa a stare così calmi alle radici, come non farsi schiacciare dalla terra, l'acqua come dissetare noi ogni domanda. Io spengo mappe e sceglierò la via difficile, mi cammino dove le vie idee sono più aride, nel deserto il cielo parla più forte, tu tieni sempre un po' di sabbia da parte, io cambio e tu prendi due zaini, una sola corsia, due
partire da qui c'è una sola corsia. Porta luce sempre. Due zaini, una sola corsia, una sola corsia. Due zaini, a partire da qui, una sola corsia. Due zaini, a partire da qui sulla stessa corsia. Saluto. Ciao a tutti ascoltatori di Radio Libertà, io sono Carolina Bongiovanni, questa è Due Zaini, una canzone che ho scritto al ritorno dal Cammino di Santiago, un'esperienza che mi ha cambiato e che mi ha fatto capire tante cose. La più importante è che da soli non si va da nessuna parte. Un abbraccio e buon ascolto a tutti, ciao! Ma senti quel bacchettone di Sammy Varin, che cosa va a inserire, che cosa vi fa ascoltare? Questa è Christian Music, Carolina Bongiovanni, con questo pezzo intitolato Due Zaini. Lei è la miglior nuova cantante ai Catholic Music Award 2025. Il suo viaggio lungo il Cammino di Santiago, rete di antichi sentieri europei che portano alla tomba dell'apostolo San Giacomo, ma soprattutto da quest'oggi insisterò un po' di più, visto l'islamizzazione cui siamo obbligati, insisterò un po' di più con la Christian Music, signori, già, e penso di farvi cosa gradita. Brava Carolina Bongiovanni, Due Zaini, la trovate sugli store digitali e su YouTube. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, mai apparso di fianco a me, il neo segretario della Lega di uno storico paese dell'Inter, come si chiama? Come si chiama? Diciamo Rescaldina. Rescaldina, in piedi, tutti in piedi. Rescaldina, signori, le terme di Rescaldina Sì, sono c'è il famosissime. Bozzente. Ma c'è anche una chiesa, Sì, ci sono tre chiese. Diciamo che quella che noi seguiamo un pochettino, a parte che c'è la patronale e via dicendo, è la chiesa della Pagana. Capito? La chiesa della Pagana, andate lì e trovate il neo segretario della Lega fuori, Sì, che vi attenzione, aspetta. Nell'altra associazione, perché nell'associazione Alleanza Rescalda, la nostra sede è lì nella chiesa, luogo sacro. Capite cosa vuol dire amare la propria città, il proprio paese? Questo è bellissimo, ragazzi, è mandare avanti la cultura ai nostri giovani. Questa è la Lega, ma non soltanto la Lega, perché poi ci sono tante associazioni territoriali a cui ci si avvicina per parlare del proprio territorio. Grazie soprattutto per essere qui, perché tra pochi istanti Marco Grimoldi ci parlerà anche dei gadget di Radio Libertà che porteremo questa domenica all'evento Mangereccio di Rovato in provincia di Brescia. Domenica 14 siamo allo Spiedo Padano, e anche la grande Pontida del 21 di settembre, dove vi aspettiamo al gazebo di Radio Libertà per darvi dei gadget bellissimi, stupendi ricordi da portare a casa con un obolo di pochi euro. Ma sì, senz'altro, sono tutti gadget fatti col cuore, perché adesso Sammy mi sta pompando su in magna, sembra la messa. In realtà non è vero, non ha fatto niente. In realtà ci siamo trovati io e Sammy, e giustamente le finanze qua della radio escono lingotti, vedo l'ira di Dio che esce fuori. Stanno scavando per trovare il petrolio. Sì, ancora infatti di là, scavano in alto col ponteggio, e quindi speriamo pensano che da qualche vanno... parte sarà, insomma. Ma certamente, e di conseguenza sono piccoli ricordi che abbiamo pensato io e Sammy. Ci sono quelli buffi, quelli che fanno ridere, magari ci valutate un po' male su quelli che fanno ridere, però sono piccoli ricordi
che vi portate a casa da questa... Adesso ve ne parliamo, le Sì. mutande sono già richiestissime, già tutte prenotate e non abbiamo più Non lo neanche sapevo, le mutande. guarda. Le vogliono tu. Chiaro che, sai, prenotarle così è un conto, poi dovete venirle a ritirare, quindi invito chi arriverà a Pontida di passare subito allo stand di Radio Libertà, non aspettate dopo perché ogni minuto è prezioso, chi arriva prima si porta a casa il gadget introvabile. Parliamo di cose serie, ti fermo un attimo perché c'è Carlo Cottarelli che spinge, pagina 19 della Stampa, ragazzi, una notizia che non c'è da nessun'altra parte e che non potete perdervi. Io e la chitarra mi ispiro a Battisti e Fossati, la musica ha una marcia in più dell'economia. Carlo Cottarelli sarà a ottobre sul palco di Sanremo, a ottobre, non a febbraio al festival, non pensate. La canzone italiana è il collante della mia vita, un rifugio, una dimensione diversa. Amo anche Battiato, i cantautori parlano di argomenti profondi con leggerezza, rendendo semplici temi complessi. Insomma, ci sta simpatico anche quando parla di economia, se poi addirittura canta, chissà se canterà di economia, guarda che questa è un'idea, far cantare i politici sul palco, che tanto a volte ci stanno antipatici normalmente, sul palco potrete tirargli anche i pomodori, staremo a vedere. Intanto però il quotidiano Libero questa mattina, cosa vuole davvero Putin? Questo è il titolo di Libero, lo zar provoca, 15 droni sulla Polonia gettano nel panico l'Europa, Varsavia invoca la reazione NATO che convoca un vertice di emergenza. Media impazziti, ma è presto per parlare di guerra. Blocchiamo tutto in Francia, l'identikit del movimento blocchiamo tutto e Macron incollato alla poltrona con la Francia in fiamme. Daniele Capezzone. Oggi è l'11 settembre ideale di Hamas. Mezzo Occidente sta con loro, sta con i loro, quelli di Hamas. È una vittoria mediatica, secondo Daniele Capezzone oggi su Libero. L'esperto che smentisce la flotilla, Libero è l'unico che sostiene questa tesi, ecco perché è una bufala la storia dei droni su Greta. Ma soprattutto, signori, è in arrivo l'auto elettrica di Ursula, l'auto elettrica in ritardo di alcuni decenni, ma arriva. La comprereste l'auto di Ursula? Piano di Ursula per i motori low cost. Corro all'interno, eccolo il programma di Ursula. L'Europa si è pronta a difendere il territorio, sanzioni a Israele, e nel riquadretto la replica dello Stato ebraico. Gerusalemme dice parole uguali a quelle di Hamas. Mamma mia, ragazzi. Ma soprattutto, che vi interessa, lo so, l'Unione Europea lancia la sua auto elettrica, ma in ritardo epocale. Lascia insoddisfatte le imprese del settore. Sori dell'Ampia dice ora servono misure immediate, basta politica degli annunci. La direzione deve essere quella di rivedere le scadenze del 30 e 35 nel senso della neutralità tecnologica. Bisogna usare tutte le leve tecnologiche che possono aiutare a decarbonizzare l'automotive, dice Vavassori. Chiaro che ci fa rivenire voglia di comprare l'auto elettrica, ma riecco il circo, la flotilla per Gaza denuncia un altro attacco e la sinistra perde la testa. Indecente avere dubbi. Alla vigilia della partenza delle imbarcazioni per il Medio Oriente, gli attivisti diffondono video che mostrano il fuoco su una seconda barca. L'opposizione si schiera con loro e se la prende col governo. C'è un limite alla decenza. Chi dice che gli attacchi sono falsi mi fa schifo, dice Angelo Bonelli, deputato di AVS. Fiammate, luci, traiettorie, tutto quello che non torna nella tesi del drone militare. Ecco le bufale in crociera. Infine, naturalmente, la Francia senza governo, devastata dalle proteste, e il fondatore di Blocchiamo Tutto che vuole uscire dall'Unione Europea. Ultimissima notizia terribile, quella dei magrebini entrati dalla Francia che hanno massacrato di botte un disabile a Sanremo. Gli assalitori venivano da Monaco, l'aggressione fuori da una discoteca. La vittima, 21 anni, era in compagnia di due amici che sono riusciti a fuggire, prognosi di 40
45 giorni. Andiamo, è morto. Arrestati in 3, si cerca il 4. E poi a Milano la ragazza stuprata, è stato fermato un richiedente asilo. Torniamo a noi, prima però vi ricordo che Adriano cerca asilo in Rai per parlare male della Rai. Claudia Mori ha scritto a Rossi dicendo: ci rivolete o no? Vogliamo una risposta. Radical chic come richiesta, vediamo cosa risponde la Rai. Signori, 9:12, certo è tempo di parlare di noi, di parlare della prossima Pontida, ma anche dell'evento più vicino. Grimoldi, questa domenica noi siamo a mangiare a Rovato in provincia di Brescia, che è un evento che accade da tanti anni. Siamo andati lì tante volte, siamo dentro in un birrificio bello grande, un posto, e poi ricordati che dobbiamo fare anche un'altra cosa a Rovato il 14. Ciao Rita, è il suo compleanno. Ma dai, non lo sapevo. Insomma. La Rita Padana, l'organizzatrice dello Spiedo Padano di Rovato Brescia, compie gli anni. Allora già li facciamo adesso gli auguri, poi li faremo anche questa domenica. È una piccola Pontida questa domenica. Perché? Perché ci sono veramente c'è tutto, ci sono tutti i tutti big della Lega, quelli nazionali e quelli locali, quelli bresciani, quelli bergamaschi, ma ci sono lì tutte. Poi è bello perché ci si gira tra i tavoli, si parla, si fa tante cose, e poi scusami Sammy, è l'anticipo, visto che saluti certe persone che poi ti verranno a trovare anche a Pontida. È un bello spirito, dai. E poi, ragazzi, Sammy il suo spiedino lo vuole, lì con la forchetta, chi glielo prende. Maledetti, tanto lo so che non riuscirò a mangiarlo come al solito. Ma come al solito poi... me lo faccio dare, te lo porto a casa. Ma anche sì, lì a casa, appena arriva con lo spiedino, arrivano i figli. Ah, che buono, che me lo soffiano. E lui è lì che puccia il pane. Io spero sempre nella quantità di schiscetta per casa, però effettivamente avete capito, cioè siamo lì allo Spiedo Padano questa domenica a mezzogiorno a Rovato in provincia di Brescia, 25 euro per i grandi, i ragazzi non pagano, se avete figli di ogni età portateli, non pagano niente, è una scusa per stare insieme, ma a un certo punto mi danno in mano il microfono e io vi presento gli ospiti politici della Lega, quelli nazionali e quelli locali. A differenza della Pontida non ci sarà tutto il casino di Pontida, il fango se piove, il caldo se c'è il sole, è un ristorante tranquillissimo, quindi anziani e gente che giustamente resiste poco al caldo, al freddo, ci si stanca facilmente. L'evento di questa domenica 14 settembre a Rovato Brescia è vostro. E poi attenzione, fa caldo, abbiamo il ventilatore, tac, porco cane, funziona. Allora, avete freddo, avete l'energetico. Adesso vi faccio vedere i gadget che Grimoldi ha preparato. Intanto vi do il numero di telefono della Rita Padana, così gli fate anche gli auguri e prenotate, perché dai prenotare questo spiedo di questa domenica. 338 870 0817, ripeto 338 870 0817, chiamate adesso e dite: "Uè, ho sentito Sammy Varin e il Grimoldi che parlano dello spiedo, voglio venire questa domenica a Rovato a mezzogiorno a mangiare in vostra compagnia". Ed eccolo qua l'energetico. Allora, questa è una tua idea, ma fatta in compagnia di un produttore che fa cose buone. Sì, poi dopo ne parleremo più avanti. Adesso è impegnato con la vendemmia, sono stato a dargli una mano a fare la vendemmia. Hai fatto anche la vendemmia? Sono andato a fare un giro e attenzione, adesso lo vedete in questa figura, ma un altro piccolo gadgettino che lo lasciamo lì, così chi vuole prenderlo, tac, vedi una certa streghetta che si alza e fa allora queste sono le invenzioni del nostro Grimoldi. Questi sono delle boccettine con dentro e composti, crema di gianduia, leggo, roba a base di miele, cose aromatiche, potenti, marmellate. Insomma, vi daremo un assaggio per ognuno di voi quando ci verrete a trovare al gazebo di Radio Libertà. E c'ho anche
le palettine, quelle da caffè, che uno gira con queste sul prato, è tutto organizzato, dai, cioè. Capite, la cosa da fare appena arrivati a Pontida domenica 21 settembre, prima di tutto prenotare il pullman che parte dalla vostra città, trovate tutto su legaonline.it, ma secondo di tutto passare dal nostro gazebo. I portachiavi bruciacchiati? Portachiavi bruciacchiati, c'è scritto Radio Libertà, e poi attenzione, siccome c'è un giro un po' strano, perché vedevo che ci davano l'offerta Sammy Varin la firmettina, dopodiché andavano dal Simone e gli dicevano 10 euro te lo do, visto che non ce n'erano più. Cioè, pensa, è mercato nero, e noi che siamo razzisti non lo permettiamo. Ma no, dai, cioè. Mercato nero con i portachiavi di Radio Libertà con l'effigie di Sammy Varin, ci sono anche quelli con la mia faccia, quindi certo, ne abbiamo ristampati una piccolissima ne abbiamo quantità. Una cinquantina più o meno i portachiavi, un quindicina sono con la faccia di Sammy Varin. Pazzesco. Più o meno. Chiaramente, essendo di legno, ci possono stare anche le firme dei big della Lega, certo, quindi sono piccolini, ci stanno in tasca, portachiavi, no? Sì. Quindi una cosa che costa pochi euro, vi portate a casa un ricordo bellissimo della nostra radio. Chiaro che non ne abbiamo migliaia, e quindi cercate di arrivare presto, perché poi finiscono. Oltre ai portachiavi, dai, dimmi cos'altro vorresti ho fatto ricordare. Lavorare un po' la Paola, la moglie, cioè con un Balù bacio alla moglie no, lei non lei meno è male, meno una normale, militante, cioè, no, è la normalità, sostenitore. Cosa gli hai fatto fare? Allora, diciamo la verità su queste cose qua. Io e Sammy ci siamo trovati, ma l'ho già detto per radio l'altra volta, ci siamo trovati a casa sua a sperimentare la polenta. Quindi abbiamo preso la pentola, ci siamo messi lì, e poi Sammy non parla mai, è sempre taciturno, io non parlo mai perché non parlo mai. Abbiamo gremato la pentola, quindi la grossa idea è questa, l'abbiamo ripulita all'interno, abbiamo detto, mettiamoci le palette, mettiamoci sotto pentola, che c'è scritto bene sempre sul legno bruciacchiato, Radio Libertà col microfono, mettiamoci dentro della farina per fare la polenta, e gli ho detto, così è un po' grezzo, dai Paola, impacchettamelo, e me l'ha impacchettata. Cioè, guardate qui, chi ci guarda sui social, il pacchetto regalo con pentola bruciacchiata, ma il sottopentola, il legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà, il mestolo con scritto Radio Libertà, e c'è anche la polenta pronta da preparare con lo stemma di Radio Libertà. Cioè, questo è pronto, tutto impacchettato, pronto per essere portato come regalo magari alla vostra mamma, alla vostra nonna leghista, quando tornate. C'è un ascoltatore in linea che aspetta da mezz'ora. Sentiamo l'ascoltatore. Pronto? Un'ascoltatrice, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Ciao Lisetta. Allora, prima cosa chiedevo, signor Semmi, se si possono fare, attenzione, le lezioni di antimafia per capire la criminalità. E ripeto, se si possono fare in queste zone vicino a Monza. Seconda cosa, mi scusi ma non c'entra niente con la politica che sta dicendo lei. Una mia opinione di economia, signor Semmi, oggi. Allora, il nucleare è stato, secondo me, precipitosamente abbandonato per il referendum del 1987. Da allora stiamo ancora oggi pagando con addebiti, sempre secondo me, sulle bollette elettriche, una società che sta disattivando le 4 centrali nel 1987, mi sembra già attive, mentre in tutta Europa il resto del mondo produttivo hanno continuato a produrre a volontà energia elettrica del nucleare. Allora, l'Italia, almeno dal 2004 al 2025, abbia attinto, mi sembra sempre, alla borsa elettrica nazionale energia al costo di oltre il 50% superiore alla media europea calcolata su Francia, Spagna, Germania e area scandinava. Può bastare, signor Semmi. A questo punto io sto pagando ormai bollette elettriche da importi raddoppiati per la chiusura del rifornimento del gas dalla Russia. Tutto qua. Io vi saluto tutti e due e buona giornata. Cosa rispondere, signori? Possiamo solo che ringraziare chi effettivamente mette sul tavolo queste problematiche, ricordando che la nostra radio è ascoltata da molti politici della Lega, del centrodestra
e non soltanto. Intanto però, non l'ho detto, ma giustamente se volete entrare in onda con noi basta chiamare adesso 0292947222. Stiamo parlando dei gadget che potremo distribuire se ci verrete a trovare questa domenica 14 settembre al pranzo di Rovato in provincia di Brescia, allo Spiedo Padano, ma soprattutto domenica prossima 21 settembre sul Sacro Pratone di Pontida. Distribuiremo gadget, ricordini di Radio Libertà assolutamente inediti. Questo, ragazzi, è roba da collezione, anche perché ne abbiamo soltanto 2 esemplari. L'orologio di Radio Libertà. Cosa ti è venuto in mente? Mi è venuto in mente che il discorso è questo qua, che tanti ci chiedevano la firma, chiedevano certe cose, allora ho detto, prepariamone 2, lo lasciamo lì in studio e chi vuole firmare lo firma, in maniera tale uno a casa c'ha questo pezzo unico. Cioè, capite? Perché anche fare una riproduzione il prossimo anno non so dove mettere la mia firma di qua, però sono tutte cose semplici, magari qualcuno dice ma non avete nient'altro, però sono fatte col cuore. No, abbiamo punto. anche altro, ma Sì. questo orologio ne abbiamo solo 2 esemplari, verrà dato esclusivamente a chi ci darà un aiuto maggiore, aiuto monetario, la firma di Cainarca, di Sallusti, di Sammy Varin, dei collaboratori, dello stesso neosegretario Grimaldi, ma soprattutto l'affetto che vi diamo, speriamo che lo riceviate, e l'affetto che ci darete voi offrendo qualche cosa per questi orologi da parete bellissimi per la vostra cucina, per la vostra taverna. Oltre a questo, con le firme ne abbiamo soltanto 2 esemplari, di questi ne abbiamo un po' di più, forse una ventina forse ne più. abbiamo. Guarda che bello. È l'orologio a bottiglia, una bottiglia pressofusa con lo stemma di Radio Libertà, e c'è l'orologio vero, girano le lancette. Sì, girano, ringrazio, colgo l'occasione, l'ho già ringraziato e poi lo vedremo su Pontida, il signor Panza che ci ha dato una mano a fare queste cose qua. Grazie, e lì davvero. lo ringrazio moltissimo. Grazie davvero, grazie soprattutto per le mutande, e qui c'è lo zampino di tua moglie che le ha selezionate secondo me, da uomo o da donna, come preferite, con scritto sul culo Libertà. Sì, Libertà, perché come posso dire, io ascolto tante volte, ascolto quasi sempre Sammy. Una volta è uscito fuori con la parola ma se ci fossero delle mutande Libertà, subito devo sono stare andato, attento come parlo, perché poi dico cose e me le dimentico ed è un problema. ma io te le ricordo sempre appunto, e poi mi fai questi scherzi, però ragazzi, i primi che arrivano allo stand si portano a casa le mutande. Infine, questo oggetto misterioso che ancora fatichiamo a capire come funzioni è un ventilatore. Sì, è un ventilatore, siccome noi siamo propensi per l'energia, per non consumare, questo qua fa bene anche alla ginnastica della mano, cioè uno se lo mette lì, si muove e tac, tu girano schiacci, le pale, fai picciu picciu e girano le picciu cose picciu a e ti Milano fanno è un'altra cosa, fresco. Anche a Torino picciu picciu, però e facciamo tutti picciu picciu. D'altronde, roba fa caldo, buona. tac, c'è questo, fa freddo e piove, c'è quell'altro, il 2 l'ombrellino, l'energetico certo. e l'ombrello. Ragazzi, c'è veramente di tutto allo stand di Radio Libertà. Anche questi ne avrò pochi, saranno una trentina, come di ombrelli ne ho lì 10, 12 Ma ci ombrelli. sono anche gli accendini da firmare al volo, signori. Sì, accendini con chiaramente l'inchiostro indelebile, ci faremo la nostra firma, la farete fare ai big della Lega a Pontida e avrete l'accendino firmato. Ma sì, perché tutto sommato, come dice Sammy, abbiamo le pezze, siamo poveretti e di conseguenza... Le pezze al culo, perché Sì, uno dice cosa se ne fa delle pezze. Di conseguenza l'accendino mi è venuta questa idea sentendo lui, sai, a farne gli accendini si possono fare, ma devi fare grossi quantitativi. Io ne ho lì una ventina, 20, e le lo firmiamo 22. al volo, ringraziando naturalmente Marco per queste Ma io bellissime ringrazio idee, tutti e voi. coloro che ci vengono a salutare, ci danno una piccola offerta e siamo felici. Tenete presente, sono state fatte queste cose tutte col cuore. Vero, e basta. Vero. E allora col cuore riapriamo le linee per 4 minuti. Il più veloce entra in onda. Chiamate 0292 94 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Quella. Vi do un'idea, ho 2 idee per l'anno prossimo. Innanzitutto una fila, portachiavi pila.
che ce ne sono in giro, mi possono ricordo. sempre essere utili. Sì, è vero, è vero. Il secondo, il portachiavi penna. Quante volte ci capita di andare in banca, all'ufficio postale, e non c'è la penna dove dobbiamo firmare qualcosa? Una piccola penna lunga, non so, 4 dita attaccata al portachiavi. Allora, al di là di questo, voglio rientrare un attimo sul discorso delle polemiche legate alla vannacizzazione della Lega. Vai. Martedì sera abbiamo fatto una riunione in sezione. Uno dei nostri compagni di partito è stato contattato dal team Vannacci e ci ha raccontato, questo lo dico per sedare le polemiche, che da quando lui ha aderito riceve tra i 50 e i 70 telefonate di persone che vogliono entrare nel team, ok? Ovviamente dovrà fare una scrematura, ma moltissime di queste persone o sono fuoriuscite da altri partiti di destra, perché lo dicono, oppure non hanno nessun partito. Quindi, secondo me, si sta cercando, e deve essere un accordo intercorso tra Vannacci e Salvini. Io non posso pensare che uno come Salvini sia così sprovveduto da consentire una cosa del genere per farsi poi fregare il partito, tra magari 1 anno o 2 anni, quando ci saranno le elezioni. Quindi si sta cercando di creare un contenitore per attrarre persone che sono state deluse, persone che ovviamente ci riconoscono nei valori di Vannacci, che poi sostanzialmente sono anche quelli della Lega, perché l'ordine, perché la famiglia, la non arrendevolezza di fronte all'Islam, sono tutte cose che nel centrodestra sono condivise. Quindi è un modo per attrarre persone deluse da certi partiti di centrodestra e non farle perdere, quindi consentire loro. Certo, perdonami, ti devo tagliare perché siamo velocissimi, però è tutto vero, come diciamo sempre, è una risorsa Vannacci in senso buono. Ognuno di noi parla diverse lingue, sfiora diverse corde e soprattutto, ve lo ribadisco e ve lo discoriba, chi c'è all'interno del centrodestra o del centrosinistra in questo momento che abbia un charme, che riesca a trasmettere come trasmette il generale Vannacci, che tra parentesi questo sabato 13 settembre sarà a Bagni di Lucca presso il bar La Ruota dalle 16:30 alle 18:30. Aperitivo con Roberto Vannacci, chiaramente per la Toscana e per la provincia di Lucca. C'è un'altra chiamata? 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, buongiorno, Buongiorno. saluto Massimo e saluto Ciao anche Antonella. l'altro Marco. Ciao Antonella. Senti, no, io volevo, il discorso di Vannacci è un po' complicato e lo farò un'altra volta se posso. Oggi volevo solo dire, ma Sergio, ma perché continua? Ma perché non te ne stai zitto? Perché non stai zitto? Sergio intende Mattarella, eh? No, un Sergio così a caso. Ah, ok. Sergio a caso, dai. Sergio Caso. Tu dici, lo sappiamo che sei costretto a dire quello che i tuoi padroni ti dicono di dire, però ormai il destino è segnato, questi sono disperati, questo potere che è morente è disperato e quindi la gente ha capito, sgama tutto quello che voi volete che succeda, lo sgama nel giro di 5 minuti perché ci sono i social, la gente oggi ha capito. Vero e ti ringrazio, purtroppo abbiamo finito il tempo carissima e questo fa parte di quella controtendenza di notizie che noi comunque trasmettiamo. Ragazzi, grazie per il gentile ascolto, grazie a Marco Grimoldi. Io ringrazio tutte voi e solito appello, figlio d'Apollo, come dice Certo. Sammy. Ci vediamo a Rovato e soprattutto ci vediamo anche a Pontida 2025 E avanti così. E avanti. Alle 11 io ritorno. A dopo. Ciao. Grazie a tutti, ciao.